Ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna ventunesima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù, il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa solennità del Natale, domandiamo perdono dei nostri peccati, delle nostre mancanze, per essere degni di celebrare questa solennità. Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre. Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntat, laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Deus Pater, Domine Filii unigenite, Gesù Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo,
concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è nato, alleluia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani
e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e delle manifestazioni della gloria del nome del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernotando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. In questa notte si compie la grande profezia di Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ci è stato dato un figlio
Si sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di straordinario che cambia tutto, mette in moto energie impensate e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una grande felicità, di fronte alla quale niente sembra che pensi. Così è il Natale. La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi, per me, per te, per ciascuno di noi. Per è la parola che ritorna in questa notte santa. Un bambino è nato per noi, ha profetato Isaia. Oggi è nato per noi il Salvatore, abbiamo ripetuto nel Salmo. Gesù ha dato se stesso per noi, ci ha detto Paolo. E l'angelo del Vangelo ha annunciato: oggi è nato per voi un Salvatore. Ma che cosa vuol dirci questo per noi? Che il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. È un dono stupendo. Oggi Dio ci meraviglia e ci dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia. Sorella, fratello, non perderti d'animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: no, sei mio figlio. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova. Dio ti dice: coraggio, sono con te. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita. Riconoscerti figlio di Dio e figlia di Dio. Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. È questo il cuore indistruttibile della nostra speranza. È gratuito, senza merito di ognuno di noi, ma è pura grazia. Stanotte, ci ha detto San Paolo, è apparsa infatti la grazia di Dio. Niente è più prezioso di questa grazia. Ci è stato dato un figlio. Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso figlio unigenito, che è tutta la sua gioia. Eppure, se guardiamo all'ingratitudine dell'uomo verso Dio e all'ingiustizia verso tanti nostri fratelli, viene un dubbio. Il Signore ha fatto bene a donarci così tanto? Fa bene a nutrire ancora fiducia in noi? Non è che Dio ci sopravvaluta? Sì, Dio ci sopravvaluta e lo fa perché ci ama da morire. Non riesce a non amarci. È fatto così Dio, perché è tanto diverso da noi. Ci vuole bene sempre, più bene di quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi. È il suo segreto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che l'unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci. Non c'è altro modo. Sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l'amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi, dalla rabbia, dalle lamentele. Ci è stato dato un figlio. Nella povera mangiatoia di una stalla buia c'è proprio il Figlio di Dio. Sorge un'altra domanda. Perché è venuto alla luce nella notte senza un alloggio adeguato, nella povertà e nel rifiuto?
per farci capire fino a dove ama la nostra condizione umana, fino a toccare con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il Figlio di Dio è nato povero per dirci che ogni povero è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bambino, debole, fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità e scoprire una cosa importante. Come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare cose grandi attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà. Lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie. Ecco che cosa vuol dire che un figlio è nato per noi. Ma c'è ancora un per che l'angelo dice ai pastori. Questo per voi il segno, un bambino adagiato in una mangiatoia. Questo segno, il bambino nella mangiatoia, è per noi, per orientarci nella vita. A Betlemme, che significa casa del pane, Dio sta in una mangiatoia, come a ricordarci che per vivere abbiamo bisogno di Lui come del pane da mangiare. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, instancabile, concreto. Quante volte invece, affamati di divertimento, di successo, di mondanità, alimentiamo la nostra vita con cibi che non sfamano e lasciano il vuoto dentro. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, si lamentava che mentre il bue e l'asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo popolo, non conosciamo Lui, fonte della nostra vita. È vero, insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia povera di tutto, ma ricca di amore, insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare il prossimo. Gesù ci dà l'esempio. Lui, il Verbo di Dio, è bambino, non parla, ma offre la vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di bontà. Ci è stato dato un figlio. Chi ha un bambino piccolo sa quanto amore e quanta pazienza ci vogliono. Occorre nutrirlo, accudirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fragilità e dei suoi bisogni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spiegarci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci, e ne abbiamo tanti. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui. Stanotte la residenza di Dio è accanto alla mia, l'arredo è l'amore. Ci è stato dato un figlio. Sei tu, Gesù, il figlio che mi rende figlio. Tu mi ami come sono, non come mi sogno di essere. Abbracciando te, bambino della mangiatoia, riabbraccio la mia vita. Accogliendo te, pane di vita, anch'io voglio donare la mia vita. Tu che mi salvi, insegnami a servire. Tu che non mi lasci solo, aiutami a consolare i tuoi fratelli, perché tu sai, da stanotte sono tutti i miei fratelli.
Con questi sentimenti, tanti auguri di buon Natale a tutti. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e a riunirla in una sola famiglia. Diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti. Ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà. La tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto, anche la particola grande, per piacere. Anche la particola grande è dentro là. Oh, Signore, dove è? Vai a giù.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Alla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo davanti a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo davanti a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi
il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i sacerdoti, i diaconi e tutto il tuo popolo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
promettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Signore Gesù Cristo. Unione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.